Un corteo che da via Goldoni è arrivato a viale Ferrari in sciopero cui hanno partecipato centinaia di persone, lavoratori civili che prestano servizio nelle basi militari americane che per la prima volta hanno incrociato le braccia, non solo della Ederle e della Del Din, ma arrivati anche da Aviano e Livorno per manifestare qui a Vicenza. Vogliamo essere trattati in maniera più, diciamo, onesta. Lavoratori che domani manifesteranno anche a Napoli, chiedono il rinnovo del contratto nazionale scaduto a ottobre del 2021 e manifestano contro i 41 posti a rischio annunciati a Vicenza. Condizioni economiche più eque e dignitose anche per contrastare quella che è l'inflazione attraverso anche strumenti di welfare e abbiamo chiesto di rivedere l'inquadramento unico della classificazione del personale al fine di equiparare a parità di mansioni lavoratori civili rispetto a quelli statunitensi. Comporta il riconoscimento del welfare aziendale, che è la prima delle nostre richieste, e comporta anche un rinnovo di alcuni articolati delle condizioni di impiego che sarebbero migliorativi per i lavoratori. Contratto che riguarda 4.500 dipendenti in tutta Italia, 800 i vicentini, che ricoprono le più svariate mansioni, da quelle impiegatizie a quelle operaie, ingegneri, architetti, e si guarda anche ai colleghi di altri paesi. Ci sono state giornate di mobilitazione anche in Germania che hanno portato a una positiva chiusura dell'avvertenza con aumenti salariali oltre il 4% e un riconoscimento di più di 3.000 euro di bonus a testa per quest'anno e per far fronte ai cari della vita che ci sono stati per i costi dell'energia. Manifestazione culminata in piazzale Ferrarin, dove hanno parlato i vertici nazionali CISL e UIL, strade chiuse e viabilità modificata con ripercussioni sul traffico che si sono fatte sentire in mattinata sulle vie limitrofe.